Benvenuti, intanto mi fa piacere vedervi, è il secondo appuntamento di questo nuovo format che abbiamo deciso di inaugurare a novembre dell'anno scorso con Mulholland Drive. Non so quanti di voi ci fossero anche a quell'appuntamento. Di che film ci occupiamo oggi? Beh, è facile intuirlo, l'avete probabilmente visto nei giorni scorsi o lo vedrete stasera o più che altro l'avrete visto nel corso della vostra vita. Un film fondamentale, uno di quei film che sono entrati di forza, di peso nell'immaginario collettivo. È un film che ha compiuto 50 anni e chi volesse riutilizzare frasi abusate direbbe che questi 50 anni non li sente. Io non ho intenzione di ribadire luoghi comuni, però i luoghi comuni, se esistono, un motivo c'è. Qualcuno dice che i luoghi comuni sono i pregiudizi che hanno superato i secoli e quindi un senso di esistere ce l'hanno, e questo film è un luogo comune dirlo, ma è un capolavoro oggi come 50 anni fa. Non soltanto è un capolavoro, sarebbe riduttivo anche questo, è un oggetto d'analisi che secondo me ci dona un punto di vista privilegiato su tante cose diverse. Ci dà la possibilità di un punto di vista privilegiato sulla storia del cinema, ci dà un punto di vista privilegiato sull'evoluzione industriale di quel sistema che chiamiamo cinema, che come sappiamo è un apparato che ha una sua dimensione fortemente economica. Ci dice qualcosa riguardo a una modificazione dei costumi avvenuta nel decennio in cui questo film è uscito. Ci dice qualcosa addirittura a livello politico, è un film che ha riscritto non soltanto la mitologia della mafia nella percezione collettiva, ma ha riscritto la mitologia della mafia anche per la mafia stessa. Questa è una cosa che spesso viene sottovalutata, tanti saggi, soprattutto statunitensi, si sono occupati di questo. In che modo Il Padrino ha cambiato il modo stesso in cui la mafia si percepisce. Vedremo qualche esempio più avanti. Insomma, parlare del Padrino significa parlare di molte cose che travalicano il cinema inteso come evento visivo e spettatoriale. Cercheremo oggi di dire quante più cose possibile, ovviamente non le diremo tutte per forza di cose, ma ci proveremo con modestia ma con anche attenzione al dettaglio. Ovviamente io ribadisco l'invito che faccio sempre, nel caso ci sia qualche passaggio poco chiaro nella mia spiegazione, alzate la mano o intervenite, chiedete se avete osservazioni da aggiungere, probabilmente molti di voi ne sanno più di me in proposito, fatelo, non c'è nessun problema, è anche pensata per essere una condivisione e non una lezione frontale. Ora, da cosa sono partito nello strutturare questo discorso? Beh, sono partito dall'epoca in cui Il Padrino è stato prodotto e distribuito. Perché ho deciso di partire dall'epoca e soprattutto anche dal luogo, dalla situazione anche sociale in cui questo film è stato prodotto? Beh, perché il film comincia con una frase che identifica un luogo fortemente, con una dichiarazione di intenti, oserei dire. Le prime parole che noi sentiamo a schermo dopo i brevissimi titoli di testa del Padrino, con il sottofondo dell'immortale colonna sonora di Nino Rota, sono I Believe in America, io credo nell'America, nel doppiaggio italiano. Che cosa vuol dire questa dichiarazione di fede? Perché io credo nell'America? Beh, perché forse quella frase riassume già in partenza, contiene in nuce quella che sarà la tematica non soltanto del primo capitolo della trilogia, ma direi della trilogia nella sua interezza. Il film ha la forza di essere una radiografia dell'America, ha l'ambizione di esserlo, ma vuole anche essere una ricostruzione disillusa sull'esito dello spirito americano, sul destino dello spirito americano, così come inteso addirittura dai padri fondatori. È un film che va a toccare il cuore profondo della percezione americana di sé, del modo in cui l'America si pone nel mondo, a livello antropologico addirittura. Io credo nell'America. Beh, allora chiediamoci qual era l'America del 1972, per cominciare. Vediamo che cosa è successo in quell'anno. Sembrano eventi che nulla hanno a che fare con il cinema, poi vedremo che in realtà ci rientrano pesantemente. Beh, la prima cosa è che nel febbraio del 1972 avviene una visita storica, è quella del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon in Cina. È il culmine, ho scritto, della ping pong diplomacy, così è passata la storia.
Il presidente precedente a Nixon, Lyndon Johnson, aveva intavolato una serie di trattative con la Cina che non erano mai andate a buon fine, poi si presenta un'occasione strana, particolare, generata da quella che sembra una congiuntura addirittura banale. Nel 1971 c'è un importante torneo di ping pong in Giappone ed ecco che la squadra cinese decide di invitare un gruppo di atleti, di giocatori di ping pong americani a una visita in Cina. Sembra una cosa da nulla, in realtà, come vi dicevo, è un esito di trattative sottostanti che perdurano da anni. Nel 1972 il culmine di questo avvicinamento, la visita ufficiale. Nixon incontra Mao Zedong. Questo processo poi avrà il suo compimento totale nel 1979, quando c'è il riallacciamento ufficiale dei rapporti diplomatici tra i paesi, ovviamente interrotto per enormi divergenze politiche. Andando avanti nel corso di quell'anno, siamo a maggio. È il momento in cui Nixon e Brezhnev sottoscrivono il cosiddetto SALT I, è un accordo, Strategic Armaments Limitation Talks. Sono termini che purtroppo sono tornati d'attualità negli ultimi giorni. È un accordo per congelare il numero di missili intercontinentali antibalistici, cioè antimissile, tra le due superpotenze. Sono quei piccoli segnali di raffreddamento di quella che non a caso è nota come guerra fredda e che continuerà almeno per altri 15 anni. Altro evento di grande rilevanza. Giugno, 17 giugno, un evento direi deflagrante per la storia anche dell'opinione pubblica americana. Siamo a Washington, un complesso edilizio, il Watergate Complex, subisce uno strano evento che all'inizio sembra scollegato, quasi estemporaneo, in realtà sarà la miccia che accenderà poi un incendio clamoroso. 5 uomini vengono colti in flagrante mentre stanno tentando di accedere alla sede del Comitato Nazionale Democratico e soprattutto stanno tentando di porre delle microspie per intercettare, per ascoltare quello che viene fatto all'interno di questo edificio. Il caso appunto porta ad un arresto praticamente seduta stante e poi soltanto l'anno successivo emergerà la vera trama esistente al di sotto di questo caso isolato. È l'inizio dell'affare Watergate, lo scandalo politico per eccellenza della storia americana. Il Partito Repubblicano, con Nixon ovviamente consapevole, aveva sostanzialmente compiuto degli atti di spionaggio industriale nei confronti degli avversari democratici per ovviamente avvantaggiarsi nelle elezioni. Questo evento c'entra con il cinema? Beh, tutti questi c'entrano con il cinema perché? Perché il cinema non nasce dal nulla. Un'opera cinematografica non è una gemma che cade dallo spazio, è sempre un prodotto del proprio tempo in qualche modo. E la cosa a prima vista paradossale è che questa cosa si nota soprattutto non nei film intellettuali, nei film autoriali, ma nei film di genere, quelli più popolari, che siccome devono per forza toccare le corde di un sentimento condiviso alla più larga parte della popolazione, ovviamente innescano le reazioni più immediate, vanno a toccare quei temi che sono i discorsi che si fanno al bar, che la gente fa indipendentemente dalla sala cinematografica, vengono riprodotti su schermo, vanno a titillare la sensibilità del pubblico. Beh, vi faccio un esempio abbastanza eclatante. Pensate alla serie dell'Ispettore Callaghan, il primo film è del 1971, no? In italiano è Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo. All'epoca andavano di moda questi titoli lunghissimi. Chi è il cattivo nel primo capitolo della saga? È uno psicopatico. Scorpio, appunto, una scheggia isolata, un elemento folle all'interno della società, un esterno, un altro rispetto alla società, che l'ispettore si incarica di eliminare. Il sequel esce 2 anni dopo, nel 1973, e le carte in tavola cambiano nettamente. Il nemico non è più lo psicopatico, l'altro, l'esterno, ma diventa una cricca di poliziotti corrotti. Perché, secondo voi? Beh, perché la sensibilità è cambiata. Adesso la gente vede nell'istituzione la minaccia, nell'ordine costituito la minaccia. Esempio clamoroso di come il cinema, anche popolare, anche di genere, sappia rispondere ai repentini cambi della sensibilità collettiva. Un ulteriore passo avanti. 7 novembre, come non bastasse un anno ricco di eventi, ci sono le elezioni presidenziali quell'anno e la sfida è appunto tra Nixon, repubblicano, e McGovern. È una campagna abbastanza problematica, è una campagna che finisce sui giornali anche per casi estremamente gravi.
Per esempio il governatore dell'Alabama ad un certo punto subisce un attentato, aveva corso per le primarie del Partito Democratico. Le elezioni si svolgono in un clima abbastanza teso. Però, come vi dicevo prima, il caso Watergate non è ancora esploso del tutto. La gente crede ancora nelle promesse di Nixon e infatti Nixon vince con percentuali bulgare, trionfa con oltre 20 punti percentuali di distacco sull'avversario. Poi succederà quel che succederà. Ma il 1972 è un anno, direi, discretamente importante per un altro motivo. Questo è un capitolo che purtroppo a scuola non si cita, ma è un evento assolutamente fondamentale per i destini economici e politici del Novecento e oltre. Sì, perché il 1972 è il primo anno della nuova era monetaria. Cambia qualcosa da quel punto di vista. Il sistema che ha gestito i destini mondiali dal punto di vista economico, quello stipulato durante gli accordi di Bretton Woods in America, praticamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, viene smantellato. Come funzionava il sistema da Bretton Woods al 1971? Funzionava in questo modo. Il sistema, gli economisti lo chiamano Gold Exchange Standard, cioè il dollaro era la valuta di riferimento a livello internazionale ed era agganciata alle riserve auree. Riserve auree intese ovviamente come riserva frazionaria. Io non posso stampare moneta se non ho un sottostante in oro. Questo sistema nel 1971 salta, proprio tra l'altro con una dichiarazione, con un momento storico della presidenza Nixon. È Nixon a Camp David che sancisce la fine di questo sistema. Dal 1972 siamo nel regime monetario che ancora oggi utilizziamo e viviamo, il cosiddetto sistema della moneta fiat, quindi una moneta che è scollegata da un sottostante aureo. Non c'è più la riserva aurea, la moneta viene stampata secondo profili stabiliti e programmati, ma senza un sottostante. Perché tutto questo? Per esempio perché c'è stata quella piccola cosa nota come guerra del Vietnam nel frattempo. Gli Stati Uniti hanno sperperato una quantità inimmaginabile di denaro in questa campagna dall'altra parte del mondo, non riescono più a starci dietro, dovessero ancora legare l'emissione di moneta alla riserva aurea, i soldi non bastano più, va staccato il riferimento, la stampa di moneta deve diventare un atto indipendente. Ovviamente più stampo moneta, lo si fa al primo anno di economia, più l'inflazione sale, aumenta la quantità, aumenta l'inflazione. L'anno successivo, come non bastasse, la spirale inflattiva si aggrava ulteriormente perché nel 73 c'è una grossissima crisi energetica. Magari qualcuno di voi ha vissuto quei tempi e sa che anche in Italia la domenica non si poteva circolare con l'auto e tante altre cose. Perché? Perché esplode appunto la guerra del Kippur, quindi una coalizione di paesi arabi, soprattutto Egitto e Siria, innescano una guerra contro Israele. Gli Stati Uniti sono alleati di Israele, quindi i paesi esportatori di petrolio arabi, cioè gli aderenti all'OPEC, decidono di mettere insomma delle limitazioni alle esportazioni, creano ulteriore inflazione e la situazione è gravissima. È una situazione gravissima che ha una ripercussione immediata anche nella vita di ogni giorno delle persone. Giusto per darvi una piccola idea, non voglio certo fare una lezione di economia, non è questo il posto, però guardate, il 1972 è proprio l'anno in cui praticamente l'inflazione tocca il livello della crisi del 29. Quindi è un evento assolutamente fondamentale dal punto di vista della storia economica. Che cosa vuol dire tutto questo a livello di, appunto, vita di ogni giorno? Vuol dire tante cose. Se c'è una situazione di questo tipo, di crisi, inflazione, eccetera, magari al cinema comincio anche a rinunciarci, no? Non è esattamente un bene essenziale. Possiamo farne a meno. Ci sono gli scandali che stanno lentamente emergendo, gli scandali politici, e questo crea una sfiducia nelle istituzioni, un pessimismo addirittura sul futuro, e guarda caso in quegli anni cominciano ad uscire anche film di fantascienza che parlano in maniera diversa di quello che sta per accadere. Qualcuno di voi ricorderà per esempio 2022 I sopravvissuti, che è un film bellissimo tra l'altro di Fleischer del 1973, è un film ambientato nel futuro, è fantascienza, ma parla di crisi energetica. Perché, come vi dicevo prima, anche la fantascienza deve toccare corde che la gente sente, inevitabilmente. E Hollywood, di fronte a tutto questo, che cosa fa? Hollywood è esattamente nella stessa crisi degli altri settori, anzi forse anche peggiore, perché come abbiamo detto si occupa di una cosa non esattamente essenziale come il cinema.
Marzo del 1970, il tasso di disoccupazione delle maestranze del settore cinematografico è al 42,8%. Ci sono tanti motivi dietro questo, pochi soldi da parte delle case di produzione, ma anche una tendenza sempre maggiore, già partita negli anni 50, a lavorare all'estero. Le manovalanze all'estero contano meno. È da questo che nasce, per esempio, no, la famosa Hollywood sul Tevere, Cinecittà, il boom di Cinecittà, i grandi attori hollywoodiani che finiscono a fare piccoli ruoli in Europa, Kirk Douglas, Robert Ryan, Orson Welles stesso e mille altri. Si delocalizza e si cerca di assumere il meno possibile. Hollywood è in una crisi gravissima all'epoca. È cambiato qualcosa. Nel 1970 il sistema di rating, cioè quello che decide se un film è vietato ai minori di 18, di 14, eccetera, ha una piccola modifica, un aggiornamento proprio nel 1970. Si passa dal vietato ai minori di 16 al vietato ai minori di 17. Questo risultato viene ottenuto dopo lunghe trattative. Sembra poco, ma la platea si amplia, no? Minimamente, aumentando un po' il limite d'età. Però non serve a molto nemmeno questo, e appunto tra il gennaio e il settembre 70 il passivo accumulato dalle varie produzioni cinematografiche supera i 100 milioni di dollari. Che fare? Direbbe Lenin. Beh, gli studios optano per un aumento sul lato dell'offerta, cioè la soluzione immediata che i grandi capi delle major prendono è questa, cioè cerchiamo di invadere il mercato con film il più diversificati possibile, cercando di intercettare così i gusti di quante più persone possibile. È una soluzione forse banale agli occhi di oggi, ma è quella che si architetta all'epoca. Guardate infatti i maggiori incassi del 1970, film estremamente diversi l'uno dall'altro. Un grande film catastrofico, Airport di Seaton, poi un film antimilitarista, una commedia antimilitarista di Altman, Mesh, famosissima, genererà anche una serie televisiva. Patton, generale d'acciaio, un film biografico che ci ricorda le gesta del grande generale americano nella seconda guerra mondiale. Guarda caso questo film è scritto da un certo Coppola, poi ci torneremo. Poi c'è un documentario di Scorsese e altri, Woodstock, no? Il grande evento del 69, un musical addirittura, Hello Dolly, di una vecchia gloria come Gene Kelly. Sono questi i record al botteghino di quell'anno, film estremamente diversificati, ma nessuno di questi è un successo clamoroso. Forse solo Airport, che se non altro avrà dei sequel, diventerà un modello riproducibile. Tra tutte le società ci occuperemo di Paramount soprattutto, perché sarà Paramount poi a produrre Il Padrino. Beh, nel 70 tra le società di produzione la Paramount chiude nona per incassi. Malissimo, perde il confronto non soltanto con Warner, MGM e tutte le altre major, ma anche addirittura con due minor indipendenti, National General e Cinerama. Non è un buon periodo per la Paramount. Eppure nel 1967, quasi prevedendo in un certo senso questa situazione, i vecchi capi avevano preso una decisione abbastanza sconcertante. Avevano assunto due signori che, soprattutto uno dei due, non avevano nulla a che fare con il cinema precedentemente, o ci avevano a che fare in maniera collaterale, giovanissimi, trentenni e poco più, e vedremo, non faccio adesso i nomi, che questi due signori avranno un ruolo fondamentale in poi quella che sarà la rinascita di questa casa di produzione. Ecco che ci arriviamo. La conglomerata Gulf and Western, che è proprietaria della Paramount, e anche questo ci dice qualcosa sull'epoca nuova. Una volta le major erano aziende autosufficienti. Nel corso degli anni 60 e 70 le major in grave difficoltà vengono quasi tutte acquisite da grandi gruppi finanziari. La Paramount appunto viene acquistata dalla Gulf and Western, che è un'enorme multinazionale che era partita nel settore petrolifero e poi si è diffusa a macchia d'olio, ironia, in tutti gli altri settori possibili. La svolta, due giovani executives entrati in società nella seconda metà degli anni 60. Al primo si chiede la cosa che si chiede solitamente in periodi di crisi, cioè tirare il cordone della borsa, no? Spending review, attenzione, cerchiamo di spendere meno. Al secondo, che diventa proprio capo della produzione, del settore produzione nel 67, si chiedono i film giusti per riportare la Paramount al posto che le spetta, al posto glorioso che aveva fatto la fama di questa casa negli anni 30 e 40. Questi due sono Frank Yablans e soprattutto Robert Evans. Robert Evans è uno di quei nomi che non si possono non conoscere se si è appassionati di cinema.
Perché ho scritto bizzarro cursus honorum? Questo vale soprattutto per Evans. Yablans era uno scafato che aveva lavorato praticamente tutta la vita dietro le quinte delle produzioni cinematografiche. Robert Evans era stato dapprima un imprenditore nel campo della moda, poi aveva fatto qualche piccolo ruolo come attore. Cosa curiosa, in uno dei film suoi della fine degli anni 50 aveva interpretato Irving Thalberg, che era un grosso magnate della MGM, proprio un grande produttore cinematografico, e sorte vuole che sia proprio lui ad essere scelto dalla Paramount per salvare le sorti di questa azienda del settore cinematografico. Yablans e Evans, tutti e due all'epoca sono tra i 30 e i 40, in un campo ancora dominato da gente piuttosto anziana, sono di fatto giovanissimi. Sotto la guida di questi due, in meno di 10 anni la Paramount passa dal 5% del fatturato complessivo della conglomerata, Gulf and Western, a produrre quasi il 50% dell'attivo della conglomerata. Cioè il cinema durante questa fase, durante la gestione Evans e Yablans, torna ad essere fondamentale, torna ad essere un prodotto commerciale sul quale le aziende, le conglomerate, le grandi holding internazionali tornano a contare, cioè il cinema ritorna ad essere un prodotto che funziona sul mercato. Non era così scontato all'epoca, ma come fanno a raggiungere questo obiettivo? I successi sono clamorosi perché addirittura nei primi 3 anni del decennio la Paramount porta a casa 2 film campioni di incassi. Il primo è Love Story, esce nel 70, conta però per il 71 perché esce praticamente alla fine dell'anno, Arthur Hiller. Poi nel 1972 esce Il Padrino di Francis Ford Coppola, altro successo clamoroso. Queste produzioni sono proprio un esempio perfetto dell'intuito incredibile di questo signore Robert Evans, che, come vi dicevo, era uno che il cinema l'aveva frequentato da playboy, così come un lavoro per guadagnarsi fama, notorietà e probabilmente un sacco di ragazze. Ma evidentemente dietro a quest'uomo c'era anche uno straordinario appunto intuito commerciale, la capacità di vedere prima degli altri, e la stessa scelta di Francis Ford Coppola, come vedremo, pur mediata da suoi colleghi, è proprio un esempio di questa straordinaria capacità intuitiva. I due signori sono straordinari e porteranno queste figure ad entrare nell'immaginario collettivo, no? Da una parte Ally McGraw e Ryan O'Neal e poi Apollonia e Michael Corleone dal Padrino, no? Ma qual è il metodo appunto di Robert Evans? È arrivare prima degli altri, è più furbo degli altri. Guardate che cosa fa per Love Story: acquista la sceneggiatura di Eric Segal e contestualmente prende un editore importante, Harper & Row, gli anticipa $25.000 per la stampa delle prime 25.000 copie di un romanzo, ma non di un romanzo da cui poi sarà tratto un film, da un romanzo preparato dal copione del film e utilizzato proprio come strumento di lancio del film stesso. Con grandissima astuzia il libro, appunto pubblicizzato come il più bel romanzo romantico mai scritto, esce ovviamente il 14 febbraio a San Valentino del 1970, è un best seller ed è però soprattutto uno spot, un enorme spot per il film, che uscirà nel dicembre del 1970 e sarà ovviamente il blockbuster dell'anno. Arrivare prima, concepire in modo nuovo addirittura i termini dell'adattamento, del concetto di adattamento cinematografico, che viene invertito. Il libro tratto dal film e non il film tratto dal libro. E non solo il romanzo che sta alla base, ma il romanzo che diventa un lancio pubblicitario. In tutto questo c'è ovviamente della genialità marketing di fatto. Ed ecco che arriviamo a un altro romanzo fondamentale, che è appunto Il Padrino di Mario Puzo. Anche qui la storia è rocambolesca, tra l'altro ci sono un sacco di versioni raccontate dai vari protagonisti della vicenda, ovviamente conflittuali. La più accreditata è questa, cioè nella primavera del 68 Puzo riesce ad entrare in contatto con Evans della Paramount e ha questo romanzo, in realtà una bozza di fatto 50-60 pagine, ancora in lavorazione. Il titolo è Mafia e Puzo insiste ferocemente perché ha bisogno urgente di soldi, è un appassionato, un maniaco più che altro del gioco, ha una serie di debiti enormi con allibratori per scommesse, gioco, eccetera. $10.000 chiede, Evans gliene offre 12.500 per i diritti sulla trasposizione del libro e gli dice: se il tuo libro effettivamente lo utilizzeremo e andrà bene, ti garantiremo altri $80.000.
In questo modo si assicura il diritto di prelazione sulla trasposizione di quello che sarà uno dei più grandi successi della storia del cinema, e il libro a sua volta sarà uno straordinario best seller all'epoca. Però c'è un però. Le cose non possono essere troppo dirette, no? Troppo dritte, come in qualsiasi film che si rispetti, in qualsiasi racconto che si rispetti. Il gangster movie come genere non è che andasse benissimo in quegli anni, attenzione. Nel 1968 lo stesso Evans aveva prodotto un piccolo film, La fratellanza, di Martin Ritt con Kirk Douglas, che non era andato per nulla bene, quindi convinto subito al 100% di produrre un altro film di mafia, un altro film incentrato sull'ambiente italo-americano non è esattamente un'idea che diventa subito esecutiva. Però entra in gioco un altro personaggino discretamente famoso, Burt Lancaster, che si innamora del libro, sa che il copione è stato acquistato con diritto di prelazione dalla Paramount, batte alla porta di Robert Evans e gli chiede vuole acquistare lo script di Puzo dalla Paramount per farne un film che tra l'altro vorrebbe anche dirigere, non soltanto interpretare. Ecco allora, forse è questo episodio che convince Evans a puntare sul suo cavallo, perché non vuole farsi rubare l'idea, non vuole che magari qualcun altro faccia il successo con una cosa sulla quale un minimo di intuizione l'aveva avuta. E allora, quasi per una questione di orgoglio personale, dice no, questo film lo faccio, non lascio che qualcun altro mi prenda questa intuizione. La storia ci dirà che avrà perfettamente ragione. A chi lo facciamo dirigere però questo film? E qua entra in gioco il vice direttore della Paramount, Peter Bart, che, affascinato dalle sceneggiature soprattutto, ma anche dai piccoli film che Coppola aveva prodotto fino a quel momento, era un trentenne, giovanissimo, gli fa questo nome, un italo-americano, Francis Ford Coppola. Perché un italo-americano? Perché l'uscita della fratellanza aveva, come dire, agitato leggermente, ma nemmeno troppo leggermente, proprio i rappresentanti delle comunità italo-americane d'America, che come sapete tuttora sono molto organizzate anche a livello proprio di discorso pubblico. Non era piaciuto molto il modo in cui quel film erano descritti gli italiani con i soliti stereotipi, pizza, mandolino, mafia, eccetera. E allora che cosa fare? Beh, diamolo in mano ad uno di loro, non si lamenteranno, no? Se glielo facciamo fare a uno dei loro. Francis Ford Coppola rientrerebbe ovviamente in questo tipo di indicazione. Ma chi è questo Francis Ford Coppola? Com'è che viene fuori il suo nome? Che cosa ha fatto fino a questo momento? Ha appena 30 anni, eppure il suo curriculum è già da un certo punto di vista straordinario. Cosa che non tutti sanno, Coppola aveva cominciato nel porno, softcore, distantissimi da che cosa intendiamo oggi noi per porno, ma il genere è quello. Aveva fatto un piccolo film, The Peeper, il voyeur potremmo tradurlo, con Marley Renfro, icona di Playboy, e tra l'altro ragazza che tutti voi avete visto. Il nome non vi dice niente, ma l'avete vista tutti, di questo sono sicuro. Avete presente la scena della doccia di Psycho, di Hitchcock? Il corpo nudo che vedete nella doccia è di Marley Renfro. Poi aveva fatto un altro piccolo film, in realtà come montatore, non come regista, The Wide Open Spaces, anche in questo caso softcore, e poi il suo esordio di fatto, questo Tonight for Sure, altro film tra l'erotico e l'ironico, eccetera. Siamo al 1962. Poi ecco la svolta. Coppola cresce, fa il suo apprendistato, il suo tirocinio, diremmo oggi, alla scuola di Roger Corman. Chi è Roger Corman? Beh, Roger Corman è la figura fondamentale per capire l'evoluzione del cinema americano e non solo tra anni 50 e anni 60. Roger Corman è un indipendente estremamente attivo e coraggioso che con una sua piccola casa di produzione, l'American International Pictures, di fatto riscrive le regole del commercio cinematografico in quegli anni. Le major sono in crisi, sono incapaci di intercettare i gusti soprattutto del pubblico più giovane, e invece le produzioni di Corman sono fatte a basso costo, a volte fa addirittura 3 film in uno, riciclando cast, manovalanza, eccetera, ma fa film di genere in cui al centro ci sono sesso, droga, violenza. Sono film che parlano alla gioventù dell'epoca e quindi funzionano al botteghino. Al di fuori del sistema hollywoodiano si crea un piccolo impero che farà scuola per tutti coloro che vorranno fare cinema indipendente di lì in poi. Tra l'altro Corman era un regista a volte rozzo ma spesso raffinato, ricorderete probabilmente il suo grande ciclo tratto da Edgar Allan Poe con i suoi horror.
i vivi e i morti, eccetera. L'esordio ufficiale di Coppola avviene appunto sotto l'egida di Roger Corman, è questo horror, terrore alla 13ª ora, un horror slasher con un assassino con una mannaia, eccetera. Non un grandissimo film, ma il primo passo, è il modo di entrare nel cinema eseguito, fatto, ufficiale, che gira nelle sale, quelle vere, non in quelle a luci rosse come Tonight for Sure. Poi lentamente questo regista, di cui praticamente tutti notano il talento precoce, comincia ad avvicinarsi lentamente al mondo dei grandi. 1967, Buttati Bernardo, un film stile Il laureato, un ragazzo che tenta di allontanarsi dalla famiglia, le prime esperienze sessuali, eccetera. Finisce in concorso a Cannes e addirittura sfiora l'Oscar per la miglior attrice non protagonista, che è Geraldine Page. Però poi una serie di flop, anche clamorosi, per esempio Sulle ali dell'arcobaleno, un film con un troppo anziano Fred Astaire che vorrebbe riprodurre l'atmosfera dei musical degli anni 40, ma non ci riesce, è un film bruttissimo, detto obiettivamente, un film molto statico, paludato, per nulla riuscito, infatti è appunto dal punto di vista del botteghino un flop clamoroso. Però nel 1969 riesce a fare un altro piccolo film assai più interessante del precedente, il primo capolavoro secondo me. Ripensandoci tra l'altro con il senno di poi, ne ha fatti 5 di fila a Coppola, non so quanti altri registi possano dirlo. Non torno a casa stasera, Il Padrino parte 2, La conversazione, Apocalypse Now, è un filotto incredibile col senno di poi. Il primo secondo me è Non torno a casa stasera, che è un road movie, una specie di Easy Rider più intimista, con tra l'altro James Caan e Robert Duvall che torneranno nel Padrino, un film che se non avete visto vi consiglio fortemente di vedere. Questo ragazzo così giovane, che è appena entrato di fatto nel mondo di quelli che contano all'interno dell'industria cinematografica, però ha un germe dentro di sé, ha una voglia matta di togliersi dalla gabbia della produzione intesa nel senso tradizionale, vuole uscire dal sistema degli studios al più presto possibile, vuole fare in parole povere quello che vuole lui. E nel 1969 fonda infatti una sua piccola casa di produzione, che è l'American Zoetrope, prende il nome dallo zootropio, strumento del pre-cinema che gli viene donato da un collega regista. La fonda insieme ad un certo George Lucas, non so, forse vi dice qualcosa. American Zoetrope, un tentativo di fare cinema da solo, senza gabbie, senza impedimenti, senza qualcuno che ti dica come montare un film, come farlo e cosa soprattutto fare all'interno del film. Riesce a strappare un concordato alla Warner, $600.000 per progettare 7 film in maniera autonoma attraverso appunto la sua casa di produzione. Però che cosa fa? La maggior parte di questi soldi Coppola li spende per comprare dell'attrezzatura costosissima. Coppola è sempre stato attentissimo all'evoluzione tecnologica del cinema, è stato tra l'altro uno dei primi ad utilizzare le tecniche digitali nella storia e quindi sviluppa strumentazione, acquista cineprese innovative all'avanguardia, eccetera, e spende tantissimo, finisce clamorosamente indebitato con la Warner. Nel frattempo però continua a scrivere sceneggiature e da quel punto di vista forse le cose gli vanno meglio, gli vanno direi decisamente meglio, perché nel 70 si prende il primo Oscar Coppola come sceneggiatore, Oscar per la sceneggiatura, per il film di Schaffner, Patton, Generale d'acciaio, di cui abbiamo parlato prima. Ed ecco che ci avviciniamo al punto. Torniamo all'amico che abbiamo conosciuto prima, Robert Evans, che sta nel frattempo sondando un sacco di registi. Abbiamo parlato di italo-americani, perché non prendere direttamente un italiano? Sergio Leone è il primo nome ad essere contattato. Però Sergio Leone dice di no, perché ha in mente, sta già lavorando, sarà poi come sapete una lavorazione lunghissima, ad un suo progetto personale di gangster movie, che sfocerà poi soltanto tanti anni dopo, nel 1984, in quel grande film che C'era una volta in America. È troppo concentrato su quello. Come sapete in realtà nel frattempo dovrà fare giù la testa per motivi di fatto economici o per l'incapacità di trovare un sostituto degno, ma di fatto lui vuole concentrarsi sul suo progetto. Poi si cerca di ottenere Bogdanovich, Yates, Brooks, Arthur Penn, Costa Gavras, tantissimi, addirittura il vecchio e bravissimo Otto Preminger. Dicono tutti di no. Ma perché dicono tutti di no? Perché la sceneggiatura non li convince, sembra loro un film troppo di genere, troppo violento,
hanno paura delle ritorsioni delle lobby italo-americane, non gli va di trattare un tema così scottante, con una forte connotazione etnica, preferiscono rifiutare. D'altronde nessuno di questi ha grossi problemi di soldi, effettivamente. Le scelte di fatto rimangono due: o ritorniamo all'idea Lancaster, che il copione lo vorrebbe tanto, vorrebbe dirigerlo e vorrebbe addirittura interpretarlo, oppure rimane effettivamente Francis Ford Coppola, il nome fatto da Peter Bart. Come spesso succede quando si sta per assumere uno nuovo, si chiama il datore di lavoro precedente. E allora Evans prende sul telefono, che cosa fa? Sente la Warner, con cui aveva lavorato fino a poco prima. E la Warner, secondo voi, cosa gli dice dopo l'esperienza dell'American Zoetrope? Un buco clamoroso, gli dice no, lascia perdere, non è l'uomo giusto. Come non bastasse, loro si convincono, vista la necessità di farlo questo film, il libro sta andando benissimo, c'è bisogno della trasposizione, insistono con Coppola nonostante la reputazione per nulla buona, ma il punto è che qua è lo stesso Coppola a dire di no. Non è interessato a fare un film del genere, ha ancora i sogni di indipendenza, vuole fare il film che desidera lui, non vuole entrare così di petto nel cinema commerciale, perché tale voleva essere Il Padrino. Lo convince l'amico George Lucas, dicendogli di fatto: guarda, prendilo come l'ultimo, farai questo e poi guadagnerai tanto da poter fare quello che vuoi tu. Effettivamente non avrà tutti i torti. Coppola dunque accetta dopo molte recalcitranze, però chiarisce subito, questa è proprio una citazione sua: non voglio fare un film sui gangster o sulla mafia organizzata, ma voglio fare una cronaca familiare, dirà. Una metafora del capitalismo in America, e vedremo poi che senso ha tutto questo. Evans accetta, ovviamente non è ancora convinto del tutto, però sa di avere lui l'ultima parola sul montaggio, per cui fa firmare a Coppola un contratto bassissimo, solo $150.000, è pochissimo per l'epoca, più il 7,5 in caso di successo del film, il 7,5 degli incassi. Coppola accetta, i soldi non sono tantissimi, ma ha un bisogno disperato, deve ripianare un sacco di debiti. Evans è sicuro, se le cose vanno male, tanto lo monterò io il film. Però questo Coppola non è uno tanto disposto a farsi mettere i piedi in testa, anzi fa subito due richieste che sono perentorie, sono decisissime. Chiede due attori, Al Pacino e Marlon Brando. Malissimo, uno è praticamente sconosciuto, Al Pacino aveva fatto qualcosina, tra l'altro anche qualche problema a livello proprio di interazione con le produzioni precedenti, e poi Marlon Brando, che era un attore praticamente fallito all'epoca. Veniva da una serie clamorosa di insuccessi negli anni 60, aveva fatto anche qualche film importante, addirittura quello diretto da Chaplin, però nessuno era funzionato veramente, era un attore considerato ormai una vecchia gloria da lasciare a se stessa. Però Coppola vuole lui, vuole assolutamente lui, aveva pensato a qualcun altro prima, Laurence Olivier soprattutto, ma Marlon Brando secondo lui è la faccia giusta, era un grande fan tra l'altro proprio dell'attore in sé. Quella di Evans e Coppola è di fatto la storia di una lunga inimicizia, ci sarà una continua lotta tra i due, Coppola ovviamente riuscirà a far passare questi due, ma poi in qualche modo Evans gliela farà pagare. C'è chi dice, soprattutto lo stesso Evans, anche nella sua autobiografia, che il risultato del finale del Padrino è soprattutto merito suo. Evans ha avuto effettivamente una grossa mano nel montaggio, cioè c'è molto di suo nel montaggio finale del film, ovviamente Coppola smentisce, dice di averlo fatto tutto lui, probabilmente, come ha sostenuto Peter Bart, che è colui che per primo ha fatto il nome di Coppola, la verità sta nel mezzo, perché se è indubbio che il talento di Coppola sia enorme, lo si vede da tutto fin dalla prima scena, è altrettanto indubbio che Evans aveva effettivamente un grande occhio, soprattutto per il montaggio, sapeva fare le scelte giuste e forse qualche scelta, per quanto riguarda proprio il montaggio del film, riuscita, dobbiamo effettivamente attribuirla a Evans. Ma sapete bene che le operazioni filologiche applicate sul cinema sono sempre complicatissime, non sapremo mai quanto è vero e quanto è falso di tutto questo. Il Padrino nel 1972 esce ed è un successo senza precedenti. Nel 1972 Il Padrino è il film che guadagna di più a quell'anno nella storia del cinema, supera Via col vento. Manterrà intatto questo primato fino al 1976, quando uscirà Lo squalo di Spielberg, quindi il film di più clamoroso successo di sempre. Ma dire che semplicemente, questa è una foto proprio all'esterno di una proiezione a New York, dire semplicemente che Il Padrino è un clamoroso successo cinematografico è riduttivo, perché come vi dicevo prima è un fenomeno di costume. Di fatto Il Padrino inaugura una nuova epoca,
una nuova percezione del prodotto cinematografico. Un po' per la tecnica di Evans, unire il libro al film in una maniera così smaccata e diretta, un po' perché diventa quello che oggi chiamiamo un franchise, diventa un prodotto rivendibile e riproducibile. Infatti produrrà altri 2 film e nel corso della storia diventerà un marchio dal quale trarre videogiochi, dal quale trarre fumetti, dal quale trarre ampliamenti sempre letterari. Diventa un'icona, diventa un brand registrato Il Padrino. Perché dico che è un prodotto nuovo? Perché in realtà è una rivisitazione di un concetto vecchio, è il concetto del film evento, del film di cartello, del film ampiamente pubblicizzato e lanciato come un evento straordinario e unico. È la stessa cosa utilizzata per Via col Vento, ma qui siamo in una nuova epoca commerciale, siamo in una nuova epoca di diffusione mediatica del prodotto. La gente percepisce in maniera diversa tutto questo e il film avrà un impatto a livello di immaginario collettivo che magari un film come Via col Vento, proprio per una questione di comunicazione, di stato della comunicazione all'epoca, non poteva avere, al punto, come vi dicevo prima, da modificare il modo stesso in cui la mafia si percepisce. Un successo dunque veramente senza precedenti e una pietra miliare dell'immaginario collettivo degli ultimi 50 anni. La cosa particolare del Padrino è che è al contempo un film d'autore, un blockbuster, cioè un film di enorme successo e pensato per averlo, e un modello di franchise, un nuovo modello commerciale. Ma di che cosa parla Il Padrino? Il Padrino parla di mafia, ovviamente, ma non è un film sulla mafia inteso nel senso descrittivo, naturalistico del termine. Cioè l'intenzione di Coppola non è tanto quello di riprodurre in maniera verosimile le dinamiche di una cosca mafiosa con un senso quasi verista, come avrebbe potuto fare un Francesco Rosi, eccetera. La sua idea è quella di prendere la mafia appunto come apparato di produzione simbolica, cioè di fatto come un mito. Quella messa in scena nel Padrino non è la mafia in sé, ma è la mitologia della mafia. Perché la mafia è effettivamente un apparato, come ho scritto, di produzione simbolica, cioè produce un suo linguaggio specifico, tecnico, oserei dire, ha i suoi rituali specifici, riprodotti, iconici, e ha un suo sistema di valori ben definito. E attenzione, la differenza è che il mito della mafia non è qualcosa che viene elaborato a posteriori dagli osservatori, ma è qualcosa di scelto dal mafioso stesso che produce questo sistema di valori, questi rituali e questo linguaggio, in un'intenzione quasi pubblicitaria, per mettersi al mondo in un certo modo, in un certo senso. Il mito della mafia è prodotto dalla mafia stessa. Come nessun altro film, Il Padrino riesce a rappresentare questo mito e lo trasforma in un oggetto della cultura popolare. Come vi ho detto, è una trasformazione non priva di conseguenze, poi vedremo perché. Quali sono i nuclei della mitologia della mafia che diventano nuclei tematici del Padrino stesso? Il concetto di famiglia. Perché? Perché una famiglia, di fatto una dinastia, è al centro del film, no? La dinastia dei Corleone, vista prima con il suo capofamiglia, Don Vito, poi tramite il figlio Michael, ci sono tutti i fratelli che hanno un loro ruolo importantissimo ed è una famiglia vista addirittura anche nelle sue origini mitologiche. Questo lo si vede soprattutto nel secondo film, no? Più pesantemente incentrato sulla vita del padrino, del primo film. Il concetto di rito, come inizia Il Padrino? La prima scena è una scena rituale, il matrimonio è uno dei riti, no? Non soltanto ovviamente della mafia, ma è uno dei riti della società per come la conosciamo noi, un momento di passaggio, la presentazione al mondo e alla società di una coppia. Poi il concetto di identità e radici, che è fondamentale tanto nell'apparato mitologico della mafia quanto all'interno del film. È un film che parla di questo, è un film con una rilevanza etnica, con forti connotati etnici, la comunità italo-americana. È un film in cui contano in maniera straordinaria le figure di padri e mentori, su tutti Vito Corleone. È il padre per eccellenza, con la P maiuscola, è colui che insegna ai figli come vivere, ma è un padre tragico, è un padre che non riuscirà a passare del tutto il suo insegnamento al figlio. Eco shakespeariano ovviamente, c'è molto di Re Lear nella saga del Padrino, così come c'è molto di Macbeth. Doppiezza, la mafia è doppia per eccellenza, agisce nell'illegalità ma percepisce se stessa come depositaria di un codice d'onore stringente, rigidissimo. Tutto il film è basato sulla doppiezza,
Pensate ancora una volta alla prima scena, da una parte c'è un colloquio tra delle persone che stanno di fatto programmando un omicidio, al di fuori della finestra c'è la gioia di un matrimonio. Tutto è doppio e duplice, perché tale deve essere la vita del mafioso. Rispettato, rispettabile, onorato, onorabile, ma un assassino, uno che organizza la morte delle altre persone a scopi di lucro di fatto. E poi il retaggio religioso, inutile dire quanto conti all'interno della mentalità mafiosa, ma quanto conta all'interno del Padrino stesso. È un film che ruota sui concetti di peccato, colpa, redenzione, confessione, punizione. Due cose fondamentali. Il Padrino come grande film tragico, quindi grande struttura tragica, nel senso proprio aristotelico del termine, attenzione. E poi, secondo grande punto, l'allegoria sull'avvento del capitalismo. Perché è un film tragico Il Padrino? Perché ci sono tutti gli elementi della tragedia così come individuati da Aristotele. La poetica di Aristotele, il primo di fatto saggio di narratologia che sia a noi noto. Quali sono gli elementi della tragedia? Ci deve essere un eroe, Michael Corleone, che ci viene presentato come già eroico, eroe di guerra, onesto, leale, volenteroso, l'eroe positivo. Poi Aristotele così la chiama amartia, cioè l'errore di giudizio, il difetto fatale, centrale in qualsiasi tragedia, in qualsiasi grande opera del teatro greco. Qual è l'errore di giudizio, il difetto fatale di Michael Corleone? Beh, è l'amore per il padre, un amore eccessivo che lo conduce di fatto alla perdizione. È per amore del padre che decide di prendersi la responsabilità di uccidere il capo della gang rivale, di uccidere il poliziotto corrotto, di fuggire poi in Sicilia e ritornare da erede di quel padre che tanto l'ha influenzato. Ovviamente eroe tragico perché? Perché all'inizio rifiuta questa missione che gli viene attribuita. Se ricordate all'inizio del film, lui vuole stare al di fuori degli affari della famiglia, il padre stesso lo vuole tenere al di fuori. Ovviamente il concetto di climax e di crisi. Il climax è il momento di massima tensione, no? Nell'andamento narrativo. È l'evento deflagrante che porta al cambio di atto in un contesto teatrale di scrittura. Quali sono i momenti di climax e crisi nel Padrino? Ovviamente la scena in cui Michael prende la responsabilità su di sé e uccide Sollozzo e McCluskey. Da lì in poi non può più tornare indietro. Climax e crisi. Beh, poi il concetto di hubris ovviamente, l'orgogliosa tracottanza centrale non soltanto nella tragedia ma nella mitologia greca. Dopo aver compiuto questo atto di responsabilità, chiamiamola così, Michael non è soddisfatto, non può bastare, vuole troppo infatti, vuole eliminare totalmente tutti gli avversari. Ovviamente la tracotanza porta con sé una ricompensa ovviamente da intendersi in senso negativo, siamo in un contesto tragico. La ricompensa che Michael ottiene è assistere al dolore di chi gli sta a fianco. La scena finale con la moglie, per esempio, ma tutto il secondo film è un film di disperazione familiare, di rapporti troncati, l'eliminazione addirittura del proprio sangue, il fratello, no? Nel secondo film. E poi ovviamente il momento catartico, cioè la purificazione attraverso il dolore, ma qui non c'è catarsi nel Padrino, la condanna è vivere, Michael sopravviverà a tutti, la condanna è appunto assistere al dolore che gli sta a fianco e rimanere da solo seduto su una poltrona, un'immagine che non a caso ritorna molto spesso sia nel primo che nel secondo film. La condanna è vivere come un vampiro e infatti il Dracula di Bram Stoker di Coppola del 92 non sarà altro che una variazione sul tema, un tema che evidentemente è sostanziale nella poetica di questo regista. Vogliamo vederla dal punto di vista della divisione in atti, seguendo appunto sempre le indicazioni tragiche di Aristotele. Ovviamente l'introduzione, il primo atto è la sequenza del matrimonio, Corleone nel suo studio, la sequenza ad Hollywood in cui il figlio adottivo Tom incontra il produttore cinematografico, cui sta chiedendo un lavoro per un protetto della cosca. Ovviamente ci deve essere una complicazione, Sollozzo, che vuole condurre la famiglia verso l'attività nel narcotraffico. Ovviamente il primo climax, il primo momento di rottura, l'attentato fallito a Don Corleone, a Vito. Secondo atto, cambiano le carte in tavola. Tom rapito da Sollozzo, Sonny, il fratello quello più focoso, più impossibile da trattenere, che prende la leadership, pianifica la vendetta,
la scena all'ospedale in cui Don Vito subisce il secondo attentato ma viene salvato da Michael, e poi ovviamente l'altro climax, che è una sequenza in realtà di climax, l'omicidio di Sollozzo e di McCluskey, ovviamente la fuga in Sicilia, quasi un segmento isolato all'interno del film, la morte di Sonny, del fratello, e ovviamente il climax del secondo atto, la morte della moglie italiana, Apollonia. Terzo atto, ovviamente, c'è tutta la parte finale in cui c'è il tentativo di pacificazione, ma entra in gioco la hubris di cui parlavamo prima, la tracotanza. Michael ritorna, prende il possesso del business, muore il padre, quindi il campo è libero, ed ecco la vendetta, la scena famosissima che vedremo a breve se riusciamo, in cui durante il battesimo del nipote Michael fa eliminare tutti i capi delle gang rivali. Michael ovviamente in chiusura è il nuovo padrino. Secondo punto d'analisi, ovviamente il cotè tragico, fondamentale, ma poi abbiamo detto il padrino come grande metafora dell'avvento del capitalismo. Per Coppola la mafia è incompatibile nella sua variante antica, non affaristica, quella rappresentata da Vito, con l'etica individualistica che sta alla base del capitalismo. Qual è l'etica capitalista, individualista? Secondo Coppola, e non solo, ogni uomo può e deve creare individualmente le condizioni del proprio successo, quel successo avrà una ricaduta automatica sulla società purché essa regoli il meno possibile i rapporti economici tra individui. Perché questa cosa non può funzionare all'interno del mondo mafioso? Perché ovviamente un mafioso che lavora per sé è una violazione dell'etica dell'organizzazione. L'interesse collettivo della famiglia prevale sempre sulla spinta individuale. La mafia o è proletaria o aristocratica, anche per una questione storica. Il proletariato come unica ricchezza la progenie, i figli, la ricchezza dell'aristocratico deriva dal nome, dalla discendenza precedente, cioè è un'etica riproduttiva e non produttiva, molto diversa da quella borghese. La mafia, anche per storia, poggia su questa apparente contraddizione ed ecco spiegata in queste frasi la differenza esistenziale tra Vito e Michael. Cioè Vito, esempio della mafia antica, interesse collettivo, Michael Corleone, etica imprenditoriale capitalistica. Il passaggio dalla mafia di una volta alla mafia di oggi, nella visione di Coppola, è il passaggio da un mondo arcaico al mondo capitalista, individualista. Ci godiamo la sequenza di inizio del film. Io credo nell'America. L'America fece la mia fortuna. E io crescevo a mia figlia come un'americana. E ci dette libertà, ma ci insegnava pure a non disonorare la famiglia. Ida aveva un boyfriend, non italiano. Se andavano al cinema insieme, tornava a casa tardi e io non protestavo. 2 mesi fa lui l'invitò in macchina con un altro amico suo. Le fecero bere whisky e poi cercarono di approfittarsi di lei. Lei resistette. L'onore lo mantenne. E la pestarono come un animale. Quando arrivai all'ospedale, la sua faccia faceva paura. La mascella era rotta. L'avevano cosuta con fili di ferro. Nemmeno piangere poteva, tanto ero male. Ma io piangevi, povera figlia. Ida era la luce degli occhi miei. Bellissima era. E ora non sarà mai più bella come prima. Ma fa scusare.
Andai alla polizia da buon americano. I due furono pigliati e processati. O giudice condannò, ma una via precedente e ci dette la condizionale. Sospensione della pena. Li fecero uscire nello stesso giorno. Io restai dentro a quell'aula come un fisso. E che dei bastardi mi ridevano in faccia. Allora dissi a mia moglie, per la giustizia, dobbiamo andare da Don Corleone. Ma perché andaste alla polizia? Perché non veniste da me subito? Che cosa volete di mia? Domandatemi tutto, ma facete quello che mi aspetto da voi. Sarebbe a dire? Ian. Questo non lo chiedere. Io vi darò tutto quello che volete. Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Anche se mia moglie fece pure da madrina a tua figlia. Ma diciamoci la verità. La mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito. Non mi voleva mischiare in queste cose. Questo l'ho capito. Trovasti il paradiso tu in America. Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che ti serviva un amico come me? Ma ora vieni da me e mi dici: Don Corleone, fammi giustizia. Però non lo domandi con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino. Invece ti presenti a casa mia il giorno che si merita mia figlia e mi vieni a chiedere un omicidio a pagamento. Io vi chiedo giustizia. Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Che tocca lei soffre. Decido il prezzo e io pago. Ma che ti feci? Buonasera. Che ti feci mai per meritare questa mancanza di rispetto? Se venivi da me in amicizia, i bastardi che hanno sfigurato tua figlia avrebbero la punizione oggi stesso. E se per questo un onest'uomo come te, se trovasse dei nemici, quelli diventerebbero nemici miei. E avrebbero paura di te. Mi volete, amico? Padrino. Bravo. Un giorno, e non arrivi mai quel giorno, ti chiederò di ricambiarmi il servizio. Ma fino a quel momento, consideralo un dono in occasione delle nozze di mia figlia. Grazie, padrino. Prego. Questo incarico diamolo a Clemenza. Voglio gente di affidamento, uomini che non si fanno prendere la mano. Noi non siamo assassini, anche se quel beccamorto ne sembra convinto. Come comincia questa scena? Comincia dal buio, una situazione di oscurità totale da cui emerge un elemento sonoro, il celebre tema di Nino Rota che
non è originale per il film, ma è una rielaborazione di fatto rallentata del tema di Fortunella che Rota aveva composto per un film del 58 di Edoardo De Filippo, tra l'altro scritto da Fellini e Pinelli. Per questo non vinse l'Oscar la colonna sonora all'epoca, perché non era una colonna sonora originale. Rota la vincerà per Il Padrino parte 2, dove invece inserirà temi originali. Quindi il primo elemento è sonoro, poi un volto emerge dall'oscurità e soprattutto delle parole emergono dall'oscurità. Quelle di cui parlavo all'inizio, io credo nell'America, I believe in America, alle quali però segue una richiesta di omicidio, ma non soltanto io credo nell'America, ma poi di fatto dico che il sistema della giustizia americana non funziona, mi sto rivolgendo ad un esterno rispetto a quel sistema nel quale dico di credere. Ovviamente già in questo principio è contenuto tutto il tema del film, la doppiezza di cui parlavo prima, che è consustanziale sia all'etica e alla mitologia mafiosa, ma anche alla poetica che emerge da questo film, all'idea che tutti abbiano una duplice faccia, necessariamente per lavoro, per occupazione criminale, ma anche proprio come situazione esistenziale tragica. Il primo piano ovviamente mantiene la predominanza del nero, il nero è dominante in questo film assieme al marrone e qui non possiamo non sottolineare il lavoro incredibile del direttore della fotografia, Gordon Willis, che ottenne questa particolare pasta e questa particolare predominanza appunto dei toni scuri del nero e del marrone sottoesponendo il negativo. Curiosità, lo zoom, il lentissimo zoom indietro che vedete in questa prima scena è il primo ed ultimo zoom presente all'interno del film, che è un film concepito come successione di tableau vivants, proprio per idea del regista e direttore della fotografia, inquadrature statiche il più possibile. Lo zoom che vedete, che è lentissimo, venne ottenuto tramite un sistema computerizzato. Sia Willis che Coppola non volevano il classico zoom abbastanza rozzo, meccanico, che viene indietro magari con qualche piccola imprecisione a livello di velocità, per cui utilizzarono una cinepresa BNC Mitchell, alla quale venne applicato una delle prime forme di zoom computerizzate, quindi elettronico di fatto. Lo zoom è gestito da una macchina, per farvela semplice. Le particolari scelte luministiche di Gordon Willis. Se voi riguardate con attenzione la scena, notate che le fonti luminose, intendo extradiegetiche, proprio le luci di scena, non sono come la tradizione fotografica vorrebbe al cinema di sbieco rispetto al volto, ma sono esattamente verticali rispetto ai volti dei personaggi, cioè la luce arriva dall'alto o al massimo è riflessa dal basso tramite delle piastre riflettenti che Willis metteva sotto, ma sempre in una prospettiva verticale. La luce sta sulle nuche, è un effetto, una scelta più che altro che è passata alla storia, cioè ha creato un nuovo modello luministico Gordon Willis che crea di fatto l'essenza figurativa di questo film, che è un film di buio. Il secondo lo sarà ancora di più. Scopriamo il protagonista della scena con un'inquadratura di quinta. Questo è un classico meccanismo di creazione della suspense. Ma perché questa creazione della suspense nel Padrino vale di più? Per tutti i motivi che abbiamo detto precedentemente, perché è un'epoca nuova della pubblicità anche cinematografica. Che cosa vuol dire? Che lo spettatore sa che quello lì è Marlon Brando e consciamente il regista trattiene, non glielo dà subito, fa aspettare con un meccanismo di fatto di suspense spettatoriale allo spettatore la rivelazione della star che poi appare dopo un controcampo ma ritardato. Infatti si presenta uditivamente e non visivamente. La scelta del gatto in braccio. Allora, questa è una casualità, se voi sentite proprio il commento di Coppola al film, lo trovate anche nei contenuti speciali di qualche edizione in DVD, lui spiega che il gatto venne proprio trovato randagio sul set, fu una scelta estemporanea presa sul momento, di fatto, ma torna utile perché è un'immagine ancora una volta della dualità, la tenerezza di un gatto accarezzato che corrisponde dall'altra parte ad un uomo che sta di fatto trattando per l'esecuzione di un omicidio. C'è anche un velo di ironia, perché è facile riconoscere una citazione cinematografica, i cattivoni di James Bond, no? Che tradizionalmente avevano il gatto bianco sulle cosce. Ovviamente Vito Corleone, che non è solo Vito Corleone, attenzione, è anche Marlon Brando, è dichiaratamente Marlon Brando, ok? È il polo attrattivo della scena, cioè
incute terrore e rispetto, e se notate a livello di movimenti di scena tutti gli attori si adeguano a quello che fa lui. Lui si alza in piedi, Tom Hagen si alza in piedi, Sonny si volta e l'altro si avvicina poi, cioè tutto si muove siccome si muove il padrino. Beh, ovviamente è una scena in cui risuonano i gesti, a partire dall'inquadratura di quinta in cui vediamo la mano proporre una cosa da bere a Buonasera, e soprattutto è una scena di censura, cioè si sta discutendo di un omicidio, ma l'omicidio non può essere nominato. La censura. Altra cosa che si nota è ovviamente una scena dai fortissimi connotati religiosi, è di fatto una confessione. È in un luogo buio, c'è un uomo che si sta confessando a qualcuno che gli conferisce, tra virgolette, il perdono. Ma attenzione, quel perdono, e qui torniamo alla metafora del capitalismo di cui abbiamo parlato poco fa, non avviene attraverso una transazione in denaro, che anzi è squalificata da subito, cioè tu mi stai proponendo i soldi, mi stai offendendo, avviene per un presupposto familistico di amicizia. Se tu fossi stato mio amico, il tuo uomo sarebbe già stato eliminato senza il bisogno di chiedermelo. La mafia di una volta, rapporto, famiglia, rituale, contro la mafia del futuro rappresentata da Michael, che invece concepisce la pura transazione economica, ovviamente nella visione di Coppola capitalistica. Religiosi, scusate per la doppia L. Già in questa scena, che è un microcosmo del film, al quale corrisponde poi il macrocosmo nella sua evoluzione, poi ci sono già tutti i temi fondamentali, il concetto di potere, visualizzato nel Padrino, il concetto di giustizia, ovviamente duplice, la giustizia ufficiale e la giustizia del clan mafioso, poi riprodotta anche nella figura distorta della giustizia che sarà il generale McCluskey, non a caso eliminato e personaggio odioso per come è descritto. Sono esattamente gli stessi valori che Michael erediterà, ma li distorcerà completamente. Non più l'etica antica, ma l'etica galoppante di una nuova forma di capitalismo. Ovviamente, come tutto il film, è una logica di doppiezza e di contrasti. Il nero-marrone della fotografia di Gordon Willis degli interni corrisponde, ed è quasi abbacinante quando compare, alla luminosità dell'esterno, che è tutto impostato sui toni del bianco, dell'arancione e del rosa pesca. Ovviamente torna utilissimo sapere che dietro tutto questo, dietro il calore di queste inquadrature, questa straordinaria calorosità coloristica di queste inquadrature, c'è anche una motivazione ovviamente tecnica, che è l'utilizzo di una particolare pellicola della Eastman, la Color 100T 5254, una delle più utilizzate da Gordon Willis. Attenzione, ulteriore contrapposizione che è un elemento tematico del film e della saga in generale: lo spazio buio del potere è uno spazio esclusivamente maschile. Ricordate anche la scena finale del film in cui proprio una porta si chiude di fronte alla moglie e alla donna. Lo spazio esterno, lo spazio della festa, del rito, del calore familiare è uno spazio tutto femminile. Le prime figure che compaiono sono Connie, la figlia che sta per sposarsi, e la madre, la madre famiglia, no? Ma sono due spazi che non comunicano l'uno con l'altro per scelta. Grande film sui contrasti e sulla dualità. Ci vediamo una seconda sequenza. Exia Deo, e munde spiritus et ad locum Spiritui Sancto Paraclito. Oremus, preces nostros, per Christum Domine nostrum. Amen. Michael, crucis Domine impressiones signatum, od magnitudines gloria tua rudimenta servans, per custodia mandatorum tuorum, ad regenerationes gloriam pervenire meriatur, per criendum Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus, omnipotens ambidene Deus, Pater Domini nostri Iesu Christi respice dignatus super hanc fambulum tuum Michael, qui venturis est judicari vivus et mortus in saeculum perennium. Amen. Michael, accipe sal sapiense propitiasse si tibi in vitam aeternam. Amen. Deus omnipotens Pater Domini nostri Iesu Christi, qui Dei regenerabit sacque Spiritus Sancto, qui de tebi tibi remissionem omnia peccatorum, iste te lineat Chrisma te salutis in eiodum Christo Iesu Domine nostrum, in vitam aeternam. Amen.
ego te liniolia salutis in Christo Jesu Domine nostro, rabias vitam aeternam. Amen. Credes in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem Remissionem Peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Exorcisite mundi spiritus in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ut exias et recedes ab hoc famulum Dei Michaeli, isierim tibi imperet maledictit damnat. Perfetta cotesta da perire. In odorem suavitatis tu autem me fugare diavolo, approbin quabi tenim iudicium Dei. Michael, tu credi in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo, Tu credi in Gesù Cristo, suo unico figliolo, nostro Signore? credo, Credi nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica? credo. Pater nostro qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostrum, sicut in nos limitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Michael, ingredere in templum Dei, ut habeas patem cum Christo et vitam aeternam. Amen. Credo in Deo Pater Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terra, et in Iesum Christum Filius unigenitum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descender ad inferos, tertia die resurrexere ad mortis, ascender ad caelos, seder ad dextram Dei Patris Omnipotentum, inde venturis est judicare vivus et mortus. Credi in Spiritum Sancto, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Michael Francis Rizzi, rinunci a Satana. Sì, rinuncio. Rinunci a tutte le sue opere. Sì, rinuncio. Rinunci a tutte le sue pompe. Sì, rinuncio. Michael Rizzi, vuoi ricevere il battesimo? Voglio. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, vai in pace e che il Signore sia con te. Ovviamente questa sequenza è speculare rispetto a quella iniziale, cioè abbiamo a che fare con un altro rito. Prima c'era un matrimonio, in questo caso c'è un battesimo, l'entrata alla vita di un nuovo individuo dal punto di vista religioso, cui corrisponde in un montaggio parallelo l'uscita dalla vita in modo violento di tutti i capi delle gang rivali. Ovviamente questa è un'apoteosi del montaggio parallelo come sintagma, come forma espressiva, di fatto è citata praticamente in qualsiasi manuale del film ed è un utilizzo del montaggio di tipo retorico, affabulatorio, che ha ovviamente un suo riferimento fondamentale nel russo Eisenstein, che era uno dei cineasti, è uno dei cineasti preferiti di Coppola, e qui è citato esplicitamente nel momento dell'occhio, dell'occhiale colpito, riproduzione della donna colpita al volto nella corazzata Potiomkin, appunto, di Eisenstein. Inutile soffermarci troppo sul significato simbolico di questa scena, cioè ovviamente l'ingresso alla vita, l'uccisione violenta dall'altra parte e soprattutto il momento religioso utilizzato non soltanto come corrispettivo del momento
dell'eliminazione fisica degli avversari, tramite anche una serie di unioni formali, la mano che si avvicina alla bambina, al bambino, anche se è una bambina in realtà è Sofia Coppola, il neonato che vedete nel film, anche se è un maschio narrativamente, la mano del prete che si avvicina alla testa della bambina corrisponde alla mano del barbiere che si avvicina all'uomo che sta per essere ucciso, quindi una serie di ricorrenze formali. Ovviamente dall'altra parte c'è il diabolico, la rinuncia a Satana, che diventa quasi un elemento ironico qui, perché corrisponde in realtà in un'accettazione totale della parte oscura di sé, metaforicamente. Ricordiamoci tra l'altro che etimologicamente simbolico e diabolico sono contrari, cioè diabolico è il contrario di simbolico. Symballein, gettare insieme, diaballein, dividere, sono opposti. L'utilizzo del sonoro extradiegetico, cioè c'è una colonna sonora che è ovviamente interna alla narrazione, l'organo della chiesa, che però si sovrappone anche alle scene non ambientate in chiesa, diventa una colonna sonora che da interna, quindi diegetica, interna al racconto, si fa extradiegetica, e soprattutto c'è l'utilizzo ovviamente dell'overlapping, il sonoro reale delle scene al di fuori della chiesa si sovrappone, sta sopra, si mischia con il sonoro della chiesa. Perché? Perché la colonna sonora fatta con l'organo della chiesa diventa una perfetta musica per dare sacralità e un senso ironico soprattutto di sacralità a questa grande sequenza. Ovviamente l'ironia di cui ho appena detto. Ancora una volta il concetto di rito di passaggio, che è fondamentale in tutto il film, la ritualità che prima viene mantenuta, la richiesta di amicizia, non voglio denaro, voglio l'amicizia, in questo caso è completamente distorta. Il passaggio è compiuto, questa scena corrisponde narrativamente al climax ed esemplifica perfettamente tutte le tematiche del film, già premesse nell'incipit, solo che nel frattempo è avvenuta la caduta tragica dell'eroe, che ha accettato il lato oscuro e ha ovviamente messo completamente da parte l'etica antica rappresentata dal padre. Ora dobbiamo chiudere perché abbiamo già raggiunto le 2 ore. Che cosa dire per finire? Beh, abbiamo cercato di vedere questa storia da più punti di vista, no? Una panoramica sul contesto dell'epoca, perché un film come Il Padrino, non poteva non uscire in quel tipo di contesto. Un discorso di questo tipo sull'America è imprescindibile della considerazione di che cos'era l'America all'epoca. La sfiducia nelle istituzioni. La frase iniziale Believe in America suonava in un certo modo nel 1972 rispetto anche solo a 10 anni prima, per cui un film inserito potentemente nella narrazione della sua epoca. Un film che è anche la storia di una convergenza di talenti individuali, anche fortunosa e fortunata in alcuni casi. Burt Lancaster che viene escluso, l'arrivo di Francis Ford Coppola, il suggerimento, i sì, i no, l'intervento di Evans, è una storia interessantissima dal punto di vista personale. E poi certo anche il retaggio che questo film ha lasciato sull'immaginario collettivo. Vi dicevo prima, questo film ha cambiato anche il modo della mafia di percepirsi. Beh sì, sicuramente, una figura come John Gotti non poteva esistere senza il Padrino. John Gotti, il mafioso per eccellenza americano degli ultimi 50 anni, è la figura classica, dopo un film come questo, però sostanziata da un film come questo, del mafioso che non ha paura a proporsi come modello di stile, come icona anche nel vestiario, oggetto dell'ammirazione pubblica. Voi direte, certo, lo erano anche i gangster degli anni 30 e 40, Dillinger, eccetera, ma in un modo completamente diverso. I film dell'epoca terminavano con la morte, quasi necessaria, imposta da un codice, il codice Hayes di autocensura del cattivo, del nemico, che era l'eliminato della società. In questo caso il protagonista sopravvive ed è un esempio folgorante del trionfo del male, di una visione del mondo che non è quella ovviamente che poteva essere convogliata anche solo 20 anni prima. Per cui il film rappresenta ancora 50 anni di distanza, è veramente il caso di dirlo, al di là del luogo comune, uno spaccato della sua epoca e della storia da cui è prodotto, una lezione di cinema, l'abbiamo visto seppur velocemente, e soprattutto un film che ci parla in maniera sostanziale dell'evoluzione dei costumi e della rappresentazione stessa della mafia, dell'ambiente criminale nel cinema e fuori dal cinema. Con questo io chiudo perché siamo andati purtroppo abbastanza lunghi, però volentieri se c'è qualche domanda e qualche osservazione in chiusura io se posso rispondo, se no vi ringrazio veramente tanto per essere stati qui. Grazie, grazie davvero.